Saranno celebrati venerdì alle 11 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia i funerali di Annalita Panebianco, la valente e valorosa manager 56enne del Caffè Florian, scomparsa lo scorso 8 marzo dopo un tragico incidente in laguna tra Torcello e Tessera. I primi accertamenti hanno evidenziato 2 profondi squarci nell'imbarcazione che sarebbe andata a sbattere contro una bricola. Lo scafo è stato posto sotto sequestro e ora saranno necessari ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto l'autopsia sul corpo della povera donna, effettuata nei giorni scorsi, ha confermato che lei è deceduta dopo aver sbattuto violentemente la testa. Andrà stabilita, anche sulla base di alcune testimonianze raccolte, la velocità del barchino. Così un tranquillo pomeriggio di spensieratezza e gioia in laguna si è trasformato in tragedia. La celebrazione dei funerali di Annalita Panebianco sarà a Venezia e venerdì, in questo triste e tragico giorno, il Caffè Florian rimarrà chiuso per lutto. Al termine delle esequie, Annalita Panebianco sarà tumulata nel cimitero di Paresi in provincia di Bari, suo luogo di nascita dove riposerà per sempre. Tanti ancora i ricordi dei colleghi, come conferma il direttore artistico del Caffè Florian, Stefano Stipitivic, che così la descrive. La capacità, l'intelligenza, la sensibilità e anche la bellezza di questa nostra collaboratrice che ci ha lasciato. Io credo che lei ultimamente si occupava dei social e aveva questa capacità di descrivere la nostra città e inserire il Floriano all'interno della storia della città. Allora Annalita, io ti saluto e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per noi. Ci mancherai.